Buongiorno Enrico, Buongiorno Paolo. e le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa, dove lavora. Mi chiamo Enrico Castaldello e sono responsabile di tutta l'area commerciale estera dell'azienda di famiglia Symbios SPA che opera nel comparto chimico conciario di Arzignano. Grazie Enrico. Lei e la sua azienda siete qui perché avete deciso di partecipare a Job Week Veneto, l'iniziativa di Union Camere Veneto con le Camere Provinciali e il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, perché avete delle professioni, delle attività da proporre a laureati e laureate under 30. Di che job si tratta? Job title, attività e skill richieste. Grazie. Ma noi proponiamo in primis ruoli di ricerca in ambito chimico, in un ambiente, in un settore comunque sempre molto stimolante, e quindi si tratta per l'appunto di ruoli di ricerca in primis in laboratorio, che poi possono avere diverse sfaccettature. Ovviamente non c'è solamente una tipologia di ruolo, ma a livello generico questa è la tipologia di funzione. Bene, quindi immagino siete interessati a persone che hanno un background scientifico Sì, sì, e ma ci sono delle lauree particolari o dei percorsi particolari a cui siete particolarmente interessati. Questo è il fine di orientare le domande da parte delle persone che possono. noi ho visto c'è una media molto alta, no? Per dire anche di persone che sono state assunte da noi, per esempio ha fatto percorsi di chimica industriale in primis, e questa secondo me è una cosa che dà un percorso che dà un background importante anche per il tipo di lavoro che si va a svolgere. Ma comunque possono essere anche altri, voglio dire, ovviamente sempre nell'ambito scientifico ovviamente, però la chimica industriale vedo che ci ha portato spesso anche persone molto valide e molto capaci. Molto bene, grazie Enrico. Abbiamo evocato che siete un'azienda a proprietà familiare nel distretto della Concia di Arzignano. Cosa fate in particolare e quindi se ci può brevemente descrivere l'azienda, cosa fa, dimensioni e quant'altro. Allora, la nostra azienda sì, è di proprietà ancora familiare, da 35 anni operiamo, come diceva, nella chimica conciaria, nel distretto, mi sento di dire, ancora più importante, no, del mondo. In particolare, come azienda chimica, ovviamente facciamo praticamente quasi tutte le tipologie di prodotti, no, per l'ambito conciario. Siamo però particolarmente specializzati in tutto l'ambito coloristico, nella colorazione finale del cuoio in fase di rifinizione, e siamo specializzati anche in segmenti diciamo molto alti di questa tipologia di comparto, e negli ultimi anni siamo in particolar modo specializzati nell'automotive, nel fornire colori per le pelli auto alle concerie. Siamo uno dei brand in questo momento più riconosciuti al mondo. Bene, grazie Enrico per l'illustrazione. Che dimensioni ha l'azienda in termini di con quante persone si troverà a lavorare questa persona all'interno della sua azienda? E che dimensioni ha l'azienda? Ma noi siamo un'azienda, ripeto, di proprietà familiare di un'ottantina di persone, quindi questa è la tipologia di azienda che comunque nel nostro settore, no, che è sempre qualcosa un po' di nicchia, e comunque già una dimensione, credetemi, già molto importante. Molto bene, e un paio di buone ragioni che potrebbero spingere una persona a dire io voglio venire a fare quel lavoro che lei ci ha illustrato proprio nella sua azienda. Perché uno dovrebbe scegliere la sua azienda? Per quanto riguarda la nostra azienda, io dico uno dovrebbe venire da noi perché comunque è un ambiente dove si può crescere, dove se una persona merita non ci sono assolutamente ostacoli di nessun tipo nella crescita, e soprattutto siamo un'azienda, secondo me, che
nel suo comparto merita anche di poter avere collaboratori, no? Anche quelli più giovani, no? Che possono raggiungerci, che possono unirsi a noi, sempre più validi, sempre più capaci ed entusiasti, perché siamo sempre stati in prima linea per quanto riguarda la sostenibilità, la qualità, e presentare sempre delle soluzioni all'avanguardia al mercato, ancora prima, a volte addirittura ancora prima che questo venga espressamente chiesto, no, come requisito fondamentale. Noi già lo proponiamo come opzione possibile, e questo è successo più volte, no? Che una nostra opzione, no, all'avanguardia diventasse poi di uso comune successivamente. Bene, grazie Enrico Grazie per il Paolo. tempo che ha dedicato per partecipare al progetto e buon lavoro. Grazie anche a te.